Buongiorno a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento del lunedì con questa nostra storia sui campionati internazionali, in particolare sui Giochi Olimpici, appuntamento che, come ben sapete, è stato voluto dal Comitato regionale di Fise Veneto e che ci ha portato alla settima puntata. Oggi è la settima puntata. Una puntata che sarà molto ricca di argomenti, quindi spero insomma di riuscire ad esaurirli nel tempo che abbiamo a disposizione. Spero ovviamente che qualcuno sia all'ascolto, così da poter cominciare ad entrare subito nel cuore dell'argomento, degli argomenti tra l'altro che si arricchiscono con un'eredità della puntata precedente, che era il campionato del mondo di Aquisgrana 1956, un evento molto importante che la volta scorsa non eravamo riusciti ad esaurire e che quindi recuperiamo in questa puntata. Come vi avevo detto già in precedenza, parlare di salto ostacoli per l'Italia in questo periodo di tempo significa fondamentalmente parlare di Piero di Raimondo d'Inzeo, ma questo è ancora più vero nell'arco di tempo di cui stiamo parlando, cioè di questo quinquennio, quello compreso tra il 1955 e il 1960. Il 1955 è l'anno in cui Raimondo d'Inzeo vince la medaglia d'argento dopo, ricorderete, un barrage appassionantissimo contro Hans-Günther Winkler ad Aquisgrana, vince la medaglia d'argento nel campionato del mondo, e il 1960 è l'anno del trionfo olimpico di Roma dei fratelli d'Inzeo, ma anche dell'Italia, con le Olimpiadi organizzate nel nostro paese, di cui poi vedremo meglio il dettaglio. In questi 5 anni, quella che potremmo definire la potenza di fuoco agonistico dei due fratelli d'Inzeo è veramente impressionante, e la quantità di risultati, di affermazioni, la considerazione che ormai entrambi indistintamente hanno raggiunto sia negli avversari ma anche nel mondo della comunicazione, dello sport a livello mondiale. Quindi parlare del salto ostacoli azzurro significa parlare dei fratelli d'Inzeo in questo periodo. Parlare dei fratelli d'Inzeo significa anche parlare dei rapporti che c'erano tra di loro in questo momento e quelli che loro stessi intrattenevano con le istituzioni, con la federazione e con il capo equipe che li coinvolgeva nella gestione della squadra. Da questo punto di vista c'è un episodio, insomma una cosa che vi devo raccontare perché scusate, perché spiega bene questa serie di relazioni di cui vi ho detto. Subito dopo le Olimpiadi del 1956 di Stoccolma, ricorderete, Raimondo d'Inzeo vince la medaglia d'argento individuale, Piero la medaglia di bronzo individuale. Insieme a Salvatore Oppes l'Italia conquista l'argento individuale, la prima grande serie di conquiste italiane alle Olimpiadi e nei campionati internazionali. Ebbene, al termine delle Olimpiadi, le Olimpiadi terminano il 17 giugno, sullo stesso terreno, quindi all'interno dello Stadio Olimpico di Stoccolma, si disputa il concorso ippico internazionale ufficiale della Svezia, quindi con Coppa delle Nazioni. Però voi sapete, in Coppa delle Nazioni si montava con la squadra utilizzava 4 binomi, mentre invece alle Olimpiadi eravamo ancora a 3. L'Italia quindi in quell'occasione dispone solo di Piero e di Raimondo d'Inzeo e di Salvatore Oppes, e quindi uno di loro avrebbe dovuto montare un secondo cavallo, così come era previsto dal regolamento di allora. Per stabilire però chi dei 3 avrebbe dovuto montare un secondo cavallo, bisognava ricorrere ad un sorteggio. Il cavallo in più, il quarto cavallo da schierare per la Coppa delle Nazioni, non poteva che essere The Quiet Man. The Quiet Man era in realtà un cavallo nella disponibilità di Raimondo in quel momento,
tuttavia di proprietà dello Stato, e quindi fu necessario ricorrere al sorteggio per stabilire chi tra i tre avrebbe montato The Quiet Man. Il sorteggio stabilì Piero Dinzeo, quindi la squadra venne completata con questa aggiunta. Ma non è importante il risultato o l'evento, è importante il fatto che Piero abbia montato The Quiet Man. Finito il concorso di Stoccolma, Antonio Gutierrez, il capo equipe della squadra azzurra, stabilisce un programma per i cavalieri che avrebbe condotto l'Italia al campionato del mondo di Aquisgrana di metà luglio, e ragionando anche con gli stessi cavalieri, chiaramente risulta che Piero Dinzeo avrebbe avuto a disposizione solo un cavallo importante per affrontare quella competizione, quell'insieme di competizioni, perché oltre al campionato del mondo di Aquisgrana a metà luglio del 56 ci sarebbe stato anche il concorso ippico internazionale ufficiale, che come sapete bene anche allora era l'evento più importante del mondo, quindi bisognava attrezzarsi. Però Piero Dinzeo in quel momento disponeva del solo Uruguay, che tra l'altro cominciava a dare segni così, insomma, di non era ancora un cavallo estremamente valido, però impegnato con eccessiva frequenza cominciava a dare un'alternanza di prestazioni. Quindi Antonio Gutierrez giustamente propone di passare The Quiet Man a Piero Dinzeo in modo da dotarlo di 2 cavalli per l'evento. Ebbene, qui succede questo episodio su cui ora voglio portare la vostra attenzione, perché è particolarmente significativo. Succede che Raimondo Dinzeo si infuri a morte e addirittura arrivi al punto di dire al capo equipe della squadra, Antonio Gutierrez, che non solo era il capo equipe della squadra, ma era anche un ufficiale di grado superiore rispetto a Raimondo, che se Piero avesse montato The Quiet Man, lui avrebbe lasciato la squadra e se ne sarebbe tornato seduta stante in Italia. E quindi quasi un'insubordinazione, sicuramente un atteggiamento di grande forza, sicuramente un atteggiamento di grande risolutezza, però decisamente fuori dalle righe. In realtà qual era la ragione che ha spinto Raimondo a questa insubordinazione, vera e propria insubordinazione? Il fatto che ormai Piero e Raimondo erano diventati l'uno il più temibile avversario per l'altro, il fatto che Piero abbia rappresentato per Raimondo da sempre, fin dal giorno in cui i bambini si sentivano ripetere entrambi dal papà costante: oggi tuo fratello ha fatto una cosa bene, domani tu la devi fare meglio, è stato questo l'innesco di una miccia che poi ha avuto le conseguenze che ben conosciamo, cioè una rivalità sportiva agonistica tra i 2 fratelli assolutamente esorbitante, e soprattutto per un personaggio come Raimondo, che a differenza del fratello aveva un agonismo, un fuoco, un'ambizione, un desiderio di vincere assolutamente prevalente, soprattutto rispetto a Piero, che invece era una persona, un cavaliere che molto più freddo, molto più controllato, molto più rivolto alla qualità della prestazione e meno probabilmente al risultato agonistico in se stesso. Il punto è che Raimondo non voleva creare uno svantaggio al fratello, semplicemente Raimondo voleva affermare una volta per tutte che ormai lui non era più il fratello di Piero, ma era Raimondo Dinzeo, era il cavaliere che aveva vinto la medaglia d'argento davanti a suo fratello alle Olimpiadi, era il cavaliere che aveva vinto la medaglia d'argento del campionato del mondo nel 1955, dopo che, ricorderete,
proprio con Antonio Gutiérrez a Parigi, in occasione della prima edizione del campionato del mondo, Raimondo aveva subito quella che lui ha sempre ritenuto un'ingiustizia, cioè essere scartato per andare alla semifinale a vantaggio del fratello, che pure aveva una posizione di classifica peggiore, e quindi anche contro quello che aveva detto lo stesso Gutiérrez allora: il migliore in classifica prosegue. Parliamo di Parigi nel 1953. E lì Raimondo addirittura era arrivato al punto di vendere Merano a fine stagione, vi ricorderete, come gesto di vendetta, no? Contro la federazione. Poi ne ha pagato le conseguenze, si è pentito, ha vissuto un dramma emotivo assolutamente sconvolgente per lui, però è comunque una cosa che lui aveva fatto. Quindi questa volta invece Raimondo sente di essere forte della forza di chi ha dimostrato di non dover essere più secondo a nessuno, e quindi dice questa cosa e assume questo atteggiamento. Se The Quiet Man, che è un mio cavallo, nonostante, ripeto, fosse di proprietà dello Stato, e quindi Gutiérrez in teoria avrebbe avuto anche il potere di decidere insindacabilmente a chi assegnare questo cavallo, tuttavia era un periodo in cui il cavallo era montato da Raimondo, e quindi lui ha questo Raimondo non voleva vincere per battere Piero, Raimondo voleva vincere perché voleva vincere, a dispetto di chiunque. E in effetti l'idea di Gutiérrez non era sbagliata, non solo era giusta da un punto di vista formale, perché, ripeto, il cavallo era di proprietà dello Stato, lui era il capo equipe e quindi poteva decidere quello che voleva. Era un'idea giusta anche da un punto di vista sostanziale. Chiunque avrebbe probabilmente adottato questo tipo di provvedimento. Tuttavia Gutiérrez, non come segnale di debolezza, ma anzi come intelligente capacità di saper gestire gli equilibri, ritorna sui propri passi e non assegna The Quiet Man a Piero, lo lascia a Raimondo. Questa, ripeto, non è stato un segnale di debolezza, ma in realtà la dimostrazione di quanto fosse difficile e anche delicata l'operazione di gestione di equilibrio tra i due fratelli e dei due fratelli all'interno della squadra. Alla fine, che cos'è che contava più di tutto da un punto di vista sportivo? Che i risultati fossero migliori possibile. E per avere i risultati migliori possibili era evidentemente necessario, indispensabile direi, avere due cavalieri come i fratelli Dinzeo al meglio delle loro condizioni, sia fisiche, sia psicologiche, sia di umore, sia di tutto, insomma, per poter offrire la migliore prestazione possibile. E in effetti Gutiérrez spesso si è trovato nella situazione di dover gestire entrambi in maniera così, insomma, non troppo semplice. E si arriva così al campionato del mondo di Aquisgrana, in calendario dal 6 al 10 luglio del 1956. È il primo campionato del mondo veramente mondiale. Sicuramente ne ha risentito in positivo dalla disputa dei Giochi Olimpici poco prima, evidentemente. Ci sono 19 cavalieri in gara, 10 dei quali erano classificati nei primi 15 posti dei Giochi Olimpici di Stoccolma, quindi stiamo parlando di una qualità e di una competitività veramente estreme. C'è soltanto un'assenza molto importante, e cioè quella del campione del mondo uscente, Hans-Günther Winkler, perché ricorderete Winkler a Stoccolma aveva subito quell'infortunio drammatico in sella ad alla, per cui aveva avuto questo strappo inguinale dolorosissimo. Ciò nonostante aveva continuato la sua Olimpiade fino al punto da arrivare a vincere la medaglia d'oro individuale con la squadra e individuale appunto lui, però dopo queste Olimpiadi non riusciva più assolutamente quasi a camminare, lo poteva fare solo con un bastone, appoggiandosi ad un bastone, quindi certamente non avrebbe potuto affrontare il campionato del mondo.
per lui ovviamente è stata una grande sofferenza, perché il mondiale si disputava ad Aquisgrana, ma Aquisgrana però subito dopo Hans-Günther Winkler aveva eletto a proprio beniamino Raimondo Dinzeo. Era amatissimo ad Aquisgrana Raimondo, grazie alle sue grandi prestazioni, ma grazie anche alla sua simpatia, al suo modo molto empatico di vivere il rapporto con il pubblico. Insomma, Aquisgrana adorava Raimondo Dinzeo, quindi se non poteva essere Winkler doveva essere Raimondo Dinzeo. E Winkler, tra l'altro, campione del mondo nel 54 e nel 55, quindi risultati importanti. Questo campionato del mondo è particolarmente importante anche perché segna l'inizio della cadenza quadriennale. Fino a questo momento, dal 1953, anno della nascita del mondiale, fino a questo momento, fino al 1956, il mondiale si è disputato ogni anno. Dal 1956 invece la FEI decide che si disputerà ogni 4 anni, quindi l'edizione successiva sarebbe stata quella del 1960. Poi, al momento di grandi assestamenti nell'organizzazione dello sport, poi al termine del 1960 invece verrà deciso che non sarà possibile avere il campionato del mondo nell'anno delle Olimpiadi, e quindi verranno fatti passare 6 anni prima del successivo mondiale, in modo da intercalarlo esattamente 2 anni dopo ogni Olimpiade, e quindi il mondiale dopo quello del 1960 sarà addirittura quello del 1966. Avendo deciso la cadenza quadriennale a partire dal 1956, la FEI decide anche che per riempire l'anno vuoto di campionati internazionali nascerà il campionato d'Europa di salto ostacoli. Quindi dopo il mondiale di Aquisgrana 1956, in attesa del mondiale del 1960, nasce il campionato d'Europa, la cui prima edizione sarà nel 1957, ed anche il campionato d'Europa osserverà cadenza annuale in questa sua prima fase di vita. Quindi vedete, siamo in un momento in cui lo sport sta crescendo, sta elaborando nuove manifestazioni, nuovi traguardi, nuove opportunità sportive per i cavalieri e per le federazioni. 1956, campionato del mondo di Aquisgrana. Dunque l'altra regola importantissima che viene modificata è quella per cui si cancella quella odiosa, antisportiva, terribile regola secondo cui soltanto un cavaliere per ciascuna nazionalità avrebbe potuto raggiungere la semifinale e quindi la finalissima. Da questo mondiale, comprendendo questo mondiale, i cavalieri andranno avanti a prescindere dalla loro nazionalità, esclusivamente in base al loro merito sportivo e agonistico. Partecipano entrambi i fratelli, Piero e Raimondo, a questo campionato del mondo, e pensate, dopo la seconda prova, quindi alla vigilia della semifinale, Raimondo è al comando della classifica provvisoria, Piero è in seconda posizione. Quindi una situazione di classifica che lasciava presagire possibili sviluppi molto interessanti, ma invece purtroppo Piero ed Uruguay, proprio per la ragione che vi dicevo prima, cioè l'Uruguay in realtà stava dimostrando così una alternanza di prestazioni dovuta probabilmente anche a un'età non più verdissima, e infatti nella semifinale purtroppo Piero raccoglie diverse penalità e quindi non raggiunge la finalissima e rimane in sesta posizione, mentre invece in finale ci va Raimondo e Raimondo vince il campionato del mondo di salto ostacoli. È un successo magnifico, anche se forse da un punto di vista di coinvolgimento, di entusiasmo, di intensità, di passionalità, anche forse leggermente inferiore allo spettacolo del 1955, che si era concluso con il barrage entusiasmante tra Raimondo e tra Winkler,
conclusosi a vantaggio di Winkler. Questa volta invece Raimondo ha decisamente la prevalenza assoluta sugli avversari e quindi vince questo campionato del mondo. Nel momento in cui Raimondo vince, il centro del campo ostacoli di Aquisgrana diventa un tumulto di passioni e di emozioni azzurre. C'è il generale Lequio, c'è la moglie di Raimondo, Giuliana, c'è lo stesso Hans-Günther Winkler che, nonostante claudicante e soprattutto non partecipante, in realtà è stato presente ogni giorno di tutti quelli della disputa delle gare del campionato del mondo. E soprattutto il pubblico è invisibilio, perché Raimondo è diventato un beniamino assoluto della folla d'Aquisgrana. Raimondo Dinzeo scriverà una delle righe, insomma, abbastanza emozionanti nel suo libro autobiografico, che vi ricordo è uscito solo in Germania e solo in tedesco, ovviamente non è mai stato tradotto in italiano. Raimondo in questo suo libro scrive: cosa avrei dato per poter avere il conte Bettoni e mio padre con me in quel momento, affinché avessero potuto vedere dove mi avevano condotto tutti i loro sforzi. Alessandro Bettoni purtroppo era deceduto da qualche anno, scusa, e Costante Dinzeo invece non ancora, lo sarà purtroppo l'anno successivo, ma in quel momento non era presente ad Aquisgrana. E qui c'è quella situazione che poi diventerà anche proprio un'immagine molto iconica della premiazione di questo campionato del mondo, in cui si vede Hans-Günther Winkler in impermeabile bianco con il bastone che si va a congratulare con Raimondo Dinzeo, e Raimondo che gli fa il saluto militare. Ecco, questa è una bella scena di sport, i due rivali ma grandi amici che si salutano così, con grande rispetto e grande emozione. Quindi Raimondo Dinzeo, campione del mondo in sella a Merano, cavallo italiano, allevato da Giuseppe Morese, il cavallo della vita di Raimondo, il cavallo che Raimondo aveva voluto, aveva scelto, aveva amato fin da poco dopo il premio nazionale allevamento ai 4 anni di Merano. Insomma, la storia di Raimondo e di Merano è una storia magnifica, molto emozionante, ricca di aneddoti, anche di particolari, ma ovviamente non è questo il momento di dilungarci su questo. Al secondo posto Francisco Goioaga, il primo campione del mondo, quello che aveva vinto il titolo a Parigi nel 1953 in sella a Fahnenkönigk. Terzo posto per Fritz Tiedemann sul grande Meteor, e in quarta posizione il cavaliere argentino Carlos Delia in sella Discutivo. Ma non è finita qui. La dimostrazione dell'importanza di questa vittoria e soprattutto della considerazione che di Raimondo aveva ormai il mondo intero la si ha proprio la sera al termine di questo campionato del mondo, quando nel municipio di Aquisgrana viene organizzato un grande ricevimento al quale partecipano non solo le più importanti autorità, istituzioni sportive, ma anche quelle della politica. C'è il ministro degli esteri tedesco, ci sono gli ambasciatori italiano, e ci sono insomma tutti i rappresentanti più importanti dello sport e della politica per celebrare la vittoria di Raimondo. A un certo punto, mentre il ricevimento è in corso, si sentono dei tumulti, delle voci, dei suoni, delle urla che provengono dall'esterno, e a un certo punto qualcuno prende Raimondo e lo porta ad affacciarsi all'esterno del municipio, e Raimondo, con sua enorme sorpresa, scopre che l'intera piazza del municipio di Aquisgrana è invasa da una folla che lo chiama Raimondo, Raimondo. Ci sono bandiere tricolori, c'è gente, urla, insomma la piazza intera riempita dal pubblico che vuole salutare Raimondo Dinzeo. Insomma, pensate che situazione decisamente emozionante,
soprattutto perché, ripeto, in Germania e non in Italia. Probabilmente in Italia una cosa del genere non sarebbe nemmeno mai accaduta. E tornati in Italia da questa tournée lunga che era cominciata con le Olimpiadi di Stoccolma ed è terminata poi con il campionato del mondo di Aquisgrana, i tre azzurri, Salvatore Oppes al mondiale non aveva preso parte, quindi Piero, Salvatore e Raimondo vengono ricevuti a Roma dal Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, che conferisce loro il titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica. E un importante riconoscimento ovviamente per le imprese di loro tre, Raimondo medaglia d'argento alle Olimpiadi e vincitore del campionato del mondo, Piero bronzo alle Olimpiadi, argento a squadra, e Salvatore Oppes argento a squadra. Questo è sicuramente il momento in cui Raimondo Dinzeo raggiunge il vertice inizia a raggiungere il vertice, perché poi lo manterrà per diversi anni. Pensate, nel 2015, quindi non molto tempo fa, Nelson Pessoa, in un'intervista che io gli feci, mi disse, le sue testuali parole ve le leggo, ripeto, nel 2015, non allora, ma pochi anni fa, Nelson Pessoa dice: da quando sono arrivato per la prima volta in Europa nel 1956 fino ad oggi, ho conosciuto tutti i più grandi cavalieri di ogni epoca e di ogni paese, ma come Raimondo non è esistito nessuno mai. Nella mia classifica di tutti i tempi lui è il numero uno. È un parere soggettivo ovviamente, ma quello di un uomo come Nelson Pessoa, che non solo lo sport l'ha vissuto da grandissimo protagonista, ma è stato uno tra i più grandi creatori di cavalieri e di cavalli, tra tutti ovviamente suo figlio Rodrigo, ma anche molti altri. Comunque la cosa importante a questo punto è che la situazione cavalli per i nostri due campioni è abbastanza chiara. Raimondo possiede una scuderia molto molto ben fornita, perché oltre a Merano c'è già Posillipo che sta cominciando la sua carriera sportiva, c'è The Quiet Man che è affidato a lui, più ci sono due giovani cavalli, Zotti e Snobi, che sono prodotti dell'allevamento di Giuseppe Morese, giovani cavalli che Raimondo stesso ha acquistato e che insomma si annunciano come piuttosto qualitativi, più una grande quantità di cavalli che vanno e vengono, che gli vengono affidati ovviamente per essere migliorati o per essere portati all'esordio sulla scena agonistica. Mentre invece Piero, il quale a sua volta monta tanti cavalli in questo periodo, ma come primo cavallo purtroppo lui ha soltanto un Uruguay come dicevo in fase calante, e a questo punto entra in scena il papà dei due fratelli Dinzeo, Costante, che ben consapevole da grande uomo di cavalli qual era della situazione di suo figlio Piero, interviene acquistando lui personalmente un cavallo che diventerà importantissimo per la storia del nostro salto ostacoli, e cioè il grigio irlandese The Rock. Ecco, anche su The Rock ci sarebbe da raccontare tantissimo, c'è una storia meravigliosa su questo cavallo, ma ripeto, il tempo non c'è certamente sufficiente. Magari faremo una serie di puntate dedicate esclusivamente alla storia dei grandi cavalli, potrebbe essere un'idea. E quindi Costante nel 1956 acquista The Rock, che era un cavallo importato in Italia dai fratelli D'Angelo su richiesta di un cliente, di un amatore che voleva un cavallo da caccia grigio, e così è arrivato, ma ripeto, una storia che andrebbe raccontata. Nel settembre del 1956 Piero Dinzeo comincia a montare in gara The Rock e nasce così una storia magnifica di sport, un binomio che diventerà nel giro di poco uno dei migliori del mondo in assoluto, insieme a quello composto da Raimondo e Merano. Ecco, diciamo che con l'arrivo di The Rock il livello di competitività dei due fratelli si riequilibra in maniera quasi paritaria, ciascuno con un
supercavallo a disposizione, e infatti inizierà una serie di successi grandiosi. Piero Dinzeo di The Rock dice: era agli antipodi rispetto a Uruguay, volenteroso, generoso nella sua attività di atleta, aiutava allo spasimo per non toccare gli ostacoli, un cavallo classico, facile, che attenuava l'interesse tecnico del cavaliere, mentre Uruguay lo esasperava. Ecco, questo è un passaggio importante per capire la mentalità di Piero. Ricorderete a suo tempo, quando Piero aveva parlato di Uruguay, ne aveva sottolineato la difficoltà, appunto, e qui lo ribadisce, addirittura arriva al punto di dire quasi quasi è più interessante montare un cavallo come Uruguay e meno un cavallo come The Rock, nonostante il livello di competitività fosse decisamente a vantaggio di The Rock in questo momento. Quindi con l'acquisto di The Rock, l'arrivo di The Rock, l'inizio dell'attività sportiva di Piero di The Rock praticamente termina il 1956. C'è un unico evento molto importante da sottolineare, cioè la rielezione di Ranieri di Campello a presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, il 6 dicembre del 1956. Ranieri di Campello non sta bene, anzi sta piuttosto male, non è presente alla sua rielezione, e qui c'è un altro particolare molto molto significativo che ritengo valga la pena di essere sottolineato, perché racconta bene lo spirito di un'epoca. Ricorderete che Piero Dinzeo, a seguito di quell'episodio piuttosto grave che lo aveva visto protagonista ai Giochi Olimpici di Helsinki nel 1952, quando non era riuscito ad entrare in campo ed era stato eliminato, facendo così eliminare l'Italia intera, venne sanzionato pesantemente dalla FISE e quindi dal presidente Ranieri di Campello e dal Consiglio federale, che gli comminarono 6 mesi di appiedamento, una sanzione pesante, molto pesante. Ebbene, al termine dell'elezione federale a presidente della federazione nel 1956 appunto di Ranieri di Campello, l'assemblea si legge nel verbale, l'assemblea nel prendere atto dei risultati dell'elezione delega i soci conte Enrico Lulin Buschetti, nobile Giuseppe Morese, capitano Piero Dinzeo, a recarsi con il presidente dell'assemblea, il generale Francesco Forché, al domicilio del conte Ranieri di Campello per comunicargli l'esito del referendum e per insediarlo nella carica in caso di sua accettazione. Quindi vedete, il rapporto tra Piero Dinzeo e Ranieri di Campello è comunque molto forte, molto significativo, nonostante questo episodio, appunto la squalifica di Piero, che certamente non può che essere stata vissuta male da lui, però questo episodio dimostra quanto fossero legati i due. E si arriva così nel 1957 alla nascita del nuovo campionato internazionale. Si completa quindi così l'offerta agonistica internazionale, perché dopo le Olimpiadi, che sono il campionato internazionale per eccellenza, dopo il campionato del mondo nato nel 1953, ecco che nel 1957 debutta il campionato d'Europa a Rotterdam dal 30 agosto al 4 settembre. Curioso notare come Rotterdam sia stata anche sede dell'ultimo campionato d'Europa, quello disputato lo scorso anno, e l'attualità di questi giorni pone il campionato d'Europa sotto la nostra attenzione, perché forse saprete che la Federazione Equestre Internazionale, con una decisione che a mio personalissimo modo di vedere è stata assolutamente scriteriata, ha deciso di sopprimere l'edizione 2021 del campionato d'Europa, che sarebbe stata disputata a Budapest, perché a causa della pandemia del Covid-19 i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 sono stati rimandati al 2021.
e la giustificazione formale che la FEI ha offerto per questa sua decisione è stata quella per cui due eventi ravvicinati non avrebbero messo le squadre partecipanti nella situazione di poter competere ad entrambi allo stesso livello di competitività rispetto agli avversari. Il discorso è molto lungo da fare, io vi posso dire che per quanto mi riguarda è una giustificazione assolutamente inesistente. E quindi per la prima volta nella vita e nella storia del campionato d'Europa, che come vi sto dicendo nasce nel 1957 a Rotterdam, per la prima volta dal 1957 nel 2021 il campionato d'Europa non verrà disputato e sarà la prima volta nella storia dello sport che il campionato d'Europa non verrà disputato. E la prima edizione, quindi questa di Rotterdam nel settembre del 1957, verrà disputata utilizzando la stessa formula del campionato del mondo, identica, quindi con lo scambio dei cavalli alla fine. Non ci sono i fratelli però, non ci sono i fratelli perché purtroppo il 17 agosto, anzi per la precisione di quell'anno, del 1957, muore il loro papà, Costante Dinzeo, in un incidente automobilistico, e quindi nessuno dei due è in grado di partecipare, insomma, al campionato d'Europa, al quale invece ci sono Salvatore Oppes con Pagoro, Lorenzo De Medici con Sea Leopard, ma non ottengono risultati di particolare rilievo. E si arriva così al 1958, anno in cui arrivano diversi cavalli importanti anche in previsione olimpica. Sapete che la FISE si approvvigionava molto spesso di cavalli soprattutto irlandesi, andando a fare quelle che si chiamavano le cosiddette rimonte, cioè praticamente l'acquisto di lotti piuttosto consistenti di cavalli in Irlanda. Nel 1958, all'inizio dell'anno, in febbraio, arrivano numerosi cavalli irlandesi acquistati in una di queste rimonte per una somma complessiva, anzi adesso vi dico anche il numero di questi cavalli, in realtà non li avevo contati, sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 cavalli, pensate, 24 cavalli per una spesa complessiva di 39.716.792 lire, quindi poco meno di 40 milioni di lire. Di questi milioni 30 sono dati dal CONI, quindi vedete il ruolo del CONI era quanto mai importante da un punto di vista anche economico, e ecco perché la federazione aveva nelle Olimpiadi un obiettivo importantissimo, proprio perché il risultato olimpico sarebbe stato quello che avrebbe condizionato il contributo, la dimensione del contributo del CONI. E tra questi cavalli ce ne sono 3 particolarmente significativi, e sono Pioneer, Rachin e The Scholar. Pioneer è un cavallo particolarmente difficile che darà molti problemi ai cavalieri che lo monterà anche Piero Dinzeo, il quale tuttavia otterrà ottimi risultati con lui. Rachin è un cavallo che comincerà la sua storia sportiva nella disciplina, nella specialità del completo, ma poi passerà al salto ostacoli e diventerà uno dei più importanti cavalli della storia sportiva di Lalla Novo. E The Scholar che sarà uno dei cavalli utilizzati effettivamente nel salto ostacoli ai Giochi Olimpici di Roma 1960. The Scholar verrà montato all'inizio qui abbiamo delle presenze venete importanti, perché il primo cavaliere in gara di The Scholar sarà Alessandro Argenton. Poi però Alessandro Argenton verrà indirizzato di più sulla specialità del completo, mentre The Scholar su quella di salto ostacoli, e quindi sarà proposto a Salvatore Oppes,
Salvatore Oppes, che continua ad essere la più valida, ad essere considerato la più valida spalla dei fratelli D'Inzeo nella composizione della squadra azzurra, ma il suo Pagoro, ormai da tempo, insomma, il cavallo che aveva vissuto tantissime gare, insomma, ormai un po' logoro, un po' anziano, continuava ad essere un vincitore ovviamente, però non tanto più ad alto livello, quindi bisognava dotare, insomma, Salvatore Oppes di un cavallo più competitivo, più forte, più prestante, e quindi gli verrà affidato The Scholar. Ma come tutti voi ben sapete, 1 più 1 non fa 2 nello sport equestre, non è sempre detto che un buon cavallo e un buon cavaliere uniti in binomio diano un buon risultato, e così accade con Salvatore Oppes, tanto che addirittura c'è un episodio abbastanza così anche buffo, insomma, e cioè in occasione, adesso facendo un salto in avanti, andiamo al 1959, Piazza di Siena 1959, The Scholar doveva essere montato appunto da Salvatore Oppes, il quale però a un certo punto si rifiuta, e parlando con suo fratello Antonio gli dice: guarda che io domani a Piazza di Siena non ci vado. E Antonio cerca ma Salvatore, ma come possibile? Ma non puoi fare una cosa così? No, io a Piazza di Siena non ci vado, io quel cavallo non lo voglio montare. L'indomani Antonio Oppes viene incrociato dal presidente della FISE, allora Francesco Formigli, che gli dice: ma dov'è suo fratello? Deve montare il cavallo, qui bisogna fare la gara, non c'è suo fratello. E Antonio dice: ma non lo so. E a quel punto Formigli dice: brigadiere, se la sente di montare lei il cavallo? E Antonio: ma io non l'ho mai montato in vita. Non importa, veda il percorso, monti il cavallo. E così nasce in maniera abbastanza incredibile il binomio Antonio Oppes The Scholar, che l'anno successivo farà parte della squadra italiana ai Giochi Olimpici. Torniamo indietro, torniamo al 1958, devo fare una piccola parentesi sentimentale e veneta, visto che stiamo parlando dal nostro FISE Veneto, perché tra tutti questi cavalli di cui vi ho detto ce n'è uno che diventerà importante per la scuola padovana di equitazione, è un puro sangue che si chiama Treasure Trail. Treasure Trail viene avviato nel gruppo dei cavalli destinati al completo, verrà montato in effetti in completo, ha ottenuto risultati importanti da Giuseppe Ravano, poi però in realtà Treasure Trail era puntato eventualmente per le Olimpiadi del 64, ma poi in realtà le Olimpiadi non le farà, e come accadeva nel caso di tutti questi cavalli, una volta acquistati, quelli che o si rivelavano non all'altezza delle aspettative o diventavano nel frattempo troppo anziani, venivano assegnati alle scuole di equitazione, Milano, Roma, Torino, Bologna, insomma indistintamente, dove poteva esserci la possibilità di valorizzarli. Treasure Trail viene affidato alla scuola padovana di equitazione, dove comincia ad ottenere ottimi risultati in gara con Giorgio Masiero, con Barbara Carlonna, e poi da vecchio, da molto vecchio, ultra ventenne, è stato anche il cavallo con il quale io ho imparato a galoppare. Ecco, quindi questa è una piccola nota sentimentale che bisognava fare per ricordare questo cavallo importante, insomma. Comunque, 40 milioni di lire per acquistare questi 24 cavalli, dei quali poi alla fine soltanto 4 avranno effettivamente un impiego ad alto livello, perché tra questi di cui però non vi ho detto c'è anche Ballinul, un cavallo che poi con Giuseppe Ravano vincerà il campionato d'Europa Juniores di saltostacoli. A questo punto volevo leggervi anche però un commento scritto da Renzo Bonivento, il quale dopo il concorso ippico internazionale ufficiale di Roma 1958, nel quale, pensate, su 15 gare in calendario 8 vengono vinte dai fratelli D'Inzeo, quindi questo è l'ennesima dimostrazione di cosa voleva dire il potenziale agonistico italiano grazie a Piero e Raimondo D'Inzeo. E Renzo Bonivento, che ricorderete è stato cavaliere che ha fatto le Olimpiadi di Berlino nel 1936 in salto ostacoli, scrive delle cose molto interessanti secondo me, e dice, questo nel 1958:
Inoltre i tempi segnati dai vincitori del premio Esquilino e Palatino, cioè Piero e Raimondo Dinzeo, sono tempi di specialisti del percorso che montano cavalli addestrati a tali esigenze e possono risparmiare metri su metri non solo girando sul posto, ma principalmente saltando gli ostacoli senza modificare l'azione, con ampie parabole e facile ripresa del galoppo. Questo virtuosismo a tutti non può essere concesso. Più che imitare i Dinzeo, a tagliare gli angoli, a fare dietrofront o a saltare gli ostacoli di sbieco, sarebbe preferibile imitare i Dinzeo nella libertà di incollatura che concedono ai cavalli, nella tempestività delle azioni in avanti e nella regolarità del percorso. Ma è destino che si voglia sempre imitare o si tenti di imitare solo la parte appariscente e spesso la meno elogiabile. Inoltre, in questa epoca di faciloneria, ribadisco che Bonivento sta scrivendo nel 58, in questa epoca di faciloneria, di arrivismo, di gran cassa e di modesti meriti gabellati come virtù eccezionali, nessuno vuol capire che è molto meglio fare dello stile, montare elegantemente e correttamente, adeguare ogni richiesta alle possibilità e all'addestramento del cavallo, curare se stessi sempre richiedendo il giudizio di chi sta a terra, controllare le azioni affinché rispondano alle esigenze della compostezza e dell'efficacia, disciplinare le mani, consolidare l'assetto e lavorare pazientemente, lavorare intelligentemente e a lungo il cavallo per il suo e per il proprio rendimento. E poi chiude Bonivento con una riga per me magnifica nella quale scrive: vi è sempre un momento in cui la facile notorietà si estingue e al suo posto trovano duratura conferma le vere e le più pregevoli qualità di un cavaliere. Parole magnifiche. E siamo quindi nel 1958, anno in cui comincia l'avvicinamento alle Olimpiadi di Roma 1960. Si passa attraverso il campionato d'Europa, quindi la nuova edizione, la seconda edizione del campionato d'Europa, che si disputa contestualmente al concorso ippico internazionale ufficiale di Aquisgrana. Vi partecipa Piero, avrebbe dovuto partecipare anche Raimondo, il quale si era fratturato un braccio, e al momento delle iscrizioni non si poteva sapere quali sarebbero state effettivamente le condizioni di Raimondo, il quale tuttavia al concorso di Aquisgrana all'Oxio partecipa pur con il braccio ingessato, ma le iscrizioni al campionato d'Europa non erano state fatte e quindi lui in realtà al campionato d'Europa non partecipa. Piero monta The Rock e arriva al secondo posto, vince la medaglia d'argento. Avrebbe potuto facilmente vincere quella d'oro se nell'ultimo percorso dell'ultimo giorno, sull'ostacolo più facile del percorso, quello che probabilmente è stato anche un po' sottovalutato da Cavaliere e Cavallo, The Rock non avesse commesso un errore. Senza quell'errore l'ultimo giorno Piero sarebbe stato campione d'Europa. Peraltro il suo titolo europeo è rimandato solo di una stagione. Qui la formula del campionato è tornata all'antico, non più lo scambio dei cavalli, bensì 4 prove, si fa la classifica sulla base delle 4 prove. Vince il cavaliere tedesco Fritz Tiedemann, secondo posto per Piero Dinzeo, terzo posto per l'eterno Winkler, che insomma è sempre lì. E in realtà partecipa anche Salvatore Oppes, appunto con Pagoro, ma proprio in ragione di quello che vi avevo detto prima, a un certo punto Gerardo Conforti, che nel frattempo era tornato alla guida della squadra nazionale di saltostacoli, giudica Pagoro non molto competitivo, soprattutto dopo la seconda prova, senza più grandi speranze per poter andare avanti, e quindi decide di ritirarlo. E Vittorio Corelli, che era un grande uomo di cavalli, scrittore oltre che cavaliere, scrive sul cavallo italiano: la decisione del capo equipe, anche se poteva toccare la sensibilità sportiva e agonistica di Oppes, è stata da questi accettata con quello spirito di pronta comprensione
e di disciplina sportiva che ci piace qui rimarcare a conferma dei sentimenti purissimi che hanno sempre animato Lopez e che tutti conosciamo e apprezziamo. Queste righe vogliono dire che Salvatore Lopez era letteralmente infuriato per questa decisione, ovviamente. Comunque succede una cosa importante il 10 agosto del 1958 perché, chiedo scusa, il 31 agosto del 1958 quando Giuseppe Ravano vince il titolo di campione d'Europa juniores individuale in sella a Ballinul, proprio uno di quei cavalli comprati arrivati in Italia l'anno precedente, no, questo stesso anno, in febbraio, con l'Italia medaglia d'argento, con Fausto Tabazzari su Quicksilver, Gualtiero Castellini su 21, Fabrizio Manacorda su Perla de Portoconte e appunto Giuseppe Ravano su Ballinul. Poi vedremo perché è particolarmente importante questo risultato, oltre che per la sua importanza, diciamo, in se stessa, da parte di Giuseppe Ravano, così come in ottobre del 1958 a Palermo c'è il campionato d'Europa a Mazzoni e vince Giulia Serventi. Quindi teniamo a mente queste due vittorie, Giuseppe Ravano e Giulia Serventi. Giulia Serventi vince in sella a Dolì, tra l'altro questo è il campionato d'Europa a Mazzoni nel quale Sandra Longoni monta Goran Girl, cavalla che tra breve diventerà una delle grandi protagoniste del salto ostacoli italiano. Nel 1959 purtroppo succede un lutto gravissimo, veramente gravissimo. A soli 51 anni, pensate, giovanissimo, muore Ranieri di Campello. È una morte, chiaramente drammatica per la famiglia, per le persone che gli erano vicine, ma drammatica anche per il salto ostacoli, per lo sport equestre italiano. Ranieri di Campello è stato il presidente che ha ricostruito tutto da dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto il presidente che aveva portato le Olimpiadi a Roma, quelle che verranno nel 1960 e che purtroppo lui non potrà godere. È stato l'uomo che ha fondato i Pratoni del Vivaro, anche questa è una grandissima intuizione da parte sua, ma non ci sarà per lui la possibilità di goderne. Questa è veramente una ingiustizia della vita, veramente crudele. Dal 15 al 21 giugno c'è il campionato d'Europa di salto ostacoli a Parigi e Piero Dinzeo vince. Piero Dinzeo si laurea campione d'Europa, vince in sella al vecchio, tra virgolette, Uruguay, che con questa vittoria dimostra quanto importante fosse stato per lui The Rock, perché in questo modo, avendo The Rock, Piero ha potuto calibrare meglio l'impegno di entrambi i suoi numeri uno e effettivamente Uruguay ne ha risentito in positivo moltissimo. Questa vittoria, prima vi stavo dicendo di Giuseppe Ravano e di Giulia Serventi, ecco, perché pensate, nel momento in cui Piero Dinzeo vince il campionato d'Europa, Parigi 1959, l'Italia ha questa situazione. Raimondo Dinzeo, campione del mondo in carica, Piero Dinzeo, campione d'Europa in carica, Giuseppe Ravano, campione d'Europa juniores in carica, Giulia Serventi, campione d'Europa a Mazzoni in carica. Pensate, bisogna fare attenzione a questa congiuntura perché è una situazione davvero straordinaria, di una entusiasmante. L'Italia detiene praticamente i titoli più importanti, senza contare poi che rispetto al momento in cui ci troviamo, Raimondo Dinzeo è medaglia d'argento individuale alle Olimpiadi e Piero medaglia di bronzo. Nel 1959 ad Aquisgrana succedono due cose importanti nello Xio di Aquisgrana. La prima è che in Coppa delle Nazioni debutta appunto The Scholar con Antonio Oppes ed è un debutto sensazionale. Nel primo percorso c'è un'incomprensione per cui The Scholar fa uno scarto
ma in realtà chiudono Hoppes e De Scholar senza toccare una sola barriera, quindi di fatto quasi un percorso netto se non fosse stato per questo scarto così repentino e dovuto a un'incomprensione, ripeto, tra i due. Il secondo percorso lo chiudono a zero, quindi un binomio che si consacra. Nello stesso tempo però, non in Coppa delle Nazioni, ma in Gran Premio, Raimondo subisce una fermata, un arresto, una disobbedienza di Merano, ed è il primo campanello d'allarme che suona nella mente di Raimondo circa le prestazioni del suo grande compagno di gara. È importante questa cosa per poi quello che succederà. Sempre Renzo Bonivento scrive nel commento di fine anno, siamo del 1959, io ritengo che nel prossimo avvenire si parlerà di questo periodo che attraversiamo come dell'epoca d'oro e forse irraggiungibile dei successi individuali nell'agonismo ippico. Noi ci siamo talmente abituati alla collana di vittorie in serie che i Dinzeo esibiscono ogni anno da non farci più caso. In effetti ha ragione, perché sarà proprio così. Arriviamo quindi al 1960, anno che, diciamo, al quale l'equitazione, il salto ostacoli azzurro arriva con due grandissimi obiettivi da raggiungere: le Olimpiadi appunto di Roma 1960 e il campionato del mondo di Venezia 1960. Perché sapete che la regola che valeva in quel periodo era che il campionato del mondo venisse organizzato nel paese del cavaliere vincitore dell'edizione precedente, quindi Raimondo vincitore da Aquisgrana nel 56, Venezia diventa la sede del mondiale nel 1960, dove, adesso ci arriviamo, intanto un passo alla volta. Le Olimpiadi intanto di Roma presentano, le Olimpiadi come evento sportivo di per sé sono un fatto epocale. Nessuna Olimpiade fino a quel momento ha avuto, diciamo, una grandiosità mediatica e di pubblico come l'Olimpiade di Roma. Pensate che il budget complessivo, questa è un'analisi che viene fatta dalla FEI, cioè dalla FEI tramite il CIO evidentemente, perché questo budget comprende tutta l'Olimpiade, delle Olimpiadi del 1948 di Londra era di 5,7 milioni di franchi svizzeri, Helsinki 12,9 milioni, Melbourne e Stoccolma 13,2 milioni di franchi svizzeri. Il budget complessivo per le Olimpiadi di Roma è stato di 120 milioni di franchi svizzeri, quindi una quantità di denaro, di risorse, di potenza economica organizzativa impressionante, ma soprattutto potenza mediatica impressionante, perché i Giochi di Roma sono i primi ad essere diffusi in televisione in tutto il mondo in maniera capillare e quindi massiccia, quindi con un impatto sul pubblico, sulla comunicazione davvero fortissimo. E ci sono diverse novità importanti per quanto riguarda lo sport equestre, in particolare per il salto ostacoli si recupera la formula delle due gare per la classifica individuale e per la classifica squadre, entrambe su due percorsi, quindi un impegno abbastanza forte. Mentre invece il dressage, vi ricorderete che c'era stato lo scandalo di Helsinki nel 1956 in cui i giudici tedesco e svedese avevano privilegiato i cavalieri della loro nazione, per cui erano poi addirittura stati sospesi dalla FEI e la FEI aveva preso provvedimenti pesanti anche sulla disputa della gara a Roma, così come in effetti poi accade. Pensate, intanto viene cancellata la gara a squadre, poi viene previsto che 2 soli concorrenti per nazione possano prendere parte alla prova individuale, che non ci siano giudici della nazionalità dei concorrenti in campo e che, questa è una cosa veramente incredibile, e cioè che le prestazioni in Gran Premio
dovessero essere discusse tra tutti i giudici prima di raggiungere un verdetto finale e che venissero filmate, poi riviste e quindi il risultato venisse comunicato addirittura 2 giorni dopo, cioè una cosa che da un punto di vista di impatto agonistico è veramente deleteria, però questa era stata la decisione della FEI. Per quanto riguarda i giochi olimpici del salto ostacoli, la squadra che viene selezionata, ecco, questa è una cosa importante perché dimostra appunto l'importanza che i fratelli Dinzeo hanno ormai non solo da un punto di vista sportivo e agonistico nell'ambito della vita sportiva italiana, ma anche a livello strategico, perché pensate che nonostante la FISE preveda che per la selezione della squadra, per le squadre, sia quella di completo sia quella di salto ostacoli, vengano composte delle commissioni specifiche, per il salto ostacoli in particolare Francesco Formigli, Alberto Lombardi, Mario Lombardo di Cunì, Antonio Gutierrez e Fabrizio Finesi. Questi erano i commissari che avrebbero dovuto selezionare la squadra azzurra. E nonostante ciò, al termine dell'anno, nel 1960, quindi ad Olimpiadi concluse, il presidente della FISE, Francesco Formigli, nella sua relazione scrive testualmente, cioè quindi questa è una cosa agli atti, una cosa pubblica, scrive: con lodevole senso di responsabilità i 2 fratelli Dinzeo prospettarono il caso di un loro possibile infortunio nell'imminenza delle Olimpiadi. Fu perciò deciso di affiancare a ciascuno di loro un cavaliere di riserva. Piero scelse Capuzzo, Raimondo scelse Antonio Oppes. Questo scrive il presidente della FISE, cioè praticamente i fratelli Dinzeo scelsero e questo diciamo confermato e verificato e formalizzato dalla FISE stessa, i fratelli Dinzeo scelsero il terzo e il quarto cavaliere per i giochi olimpici. Questo gli dà il senso, poi si può dire giusto o sbagliato ovviamente, anzi in teoria dovrebbe essere considerato senz'altro sbagliato, però vi dà il senso dell'importanza che ormai avevano assunto entrambi anche nella gestione strategica delle vicende sportive. Tra l'altro non è che ci fosse granché da selezionare, perché pensate che nel 59, alla fine del 59, la classifica dei migliori cavalieri italiani vedeva Raimondo al primo posto, Piero al secondo, Graziano Mancinelli al terzo e Mario Maini al quarto. In realtà Graziano Mancinelli e Mario Maini, che avevano già una carriera importante, grandissimi vincitori entrambi, però erano entrambi professionisti e quindi non potevano essere utilizzati per i giochi olimpici, quindi di conseguenza bisognava trovare un terzo cavaliere per affiancare Piero Raimondo nella gara a squadre e un terzo cavaliere per la gara individuale. Erano anche 3 per la gara individuale i candidati possibili, quindi non è che ci dovesse essere granché da selezionare, bisognava trovare un cavaliere e un cavallo. E da questo punto di vista c'è una vicenda umanamente e anche sportivamente così dolorosa di cui ora vi voglio raccontare, perché è abbastanza significativa. A parte il fatto che anche il discorso delle selezioni al di là diciamo della persona da selezionare, ma anche la modalità è veramente curiosa, nel senso che pur essendo così pochi i candidati e soprattutto 2 essendo sicuri, si organizzano 4 selezioni nel corso dell'anno, l'ultima delle quali a Salsomaggiore Terme dal 10 al 15 agosto del 1960, che è un vero massacro. Io questa è una cosa che non sono mai riuscito a capire, ne ho parlato anche con tante persone protagoniste di allora, Stefano Angioni, Giulia Serventi per esempio. Pensate a Salsomaggiore, nella seconda manche della gara di selezione, sentite i risultati: Merano, un cavallo che praticamente stava vincendo dappertutto, chiude con 20 penalità e 3/4, Posillipo con 22,5, The Scholar con 24, Goranger con 33, Dolly con 40 e 50, The Rock eliminato. Un massacro.
La stessa Giulia Serventi ricorda a proposito di quella giornata: è stata una carneficina, soprattutto il secondo percorso, terrificante per difficoltà e dimensioni, una follia. Però, se devo essere sincera, non è che a noi fosse sembrato strano. In quel periodo era normale tutto questo e quindi lo accettavamo come un dato di fatto. È strana questa cosa, cioè in realtà si correva il rischio, più che di selezionare, di far fuori i cavalli che avrebbero poi dovuto partecipare alle gare, ai campionati per cui veniva fatta quella selezione. Però c'era questa mentalità probabilmente del dover sottoporre a difficoltà estreme prima di poter giungere a questa decisione. E così alla fine succede che Piero e Raimondo D'Inzeo ovviamente vengono selezionati per la gara individuale e per la gara a squadre. Adriano Capuzzo su The Quiet Man viene selezionato per la gara individuale come terzo. Antonio Oppes su The Scholar viene selezionato come terzo per la gara a squadre. Il 7 settembre si disputa in Piazza di Siena la prova individuale, l'11 settembre all'interno dello Stadio Olimpico la prova a squadre. 61 sono i concorrenti che si presentano per la prova individuale, 2 percorsi come vi ho detto. E qui subentra un'altra delle tante cose che oggi non potremmo certo accettare dello sport di allora, e cioè la costruzione dei percorsi. Il direttore di campo è Alberto Lombardi, il quale era rinomato per disporre le... Aiuto, è saltata la diretta? Ecco, scusate, si era interrotta la diretta, non so per quale ragione, spero che non ve ne siate andati, perché volevo così anche concludere il discorso sulle Olimpiadi di Roma. Se qualcuno che è ancora in ascolto può confermarmi che tutto sta funzionando a dovere, ne sarei grato. Viceversa, comunque, insomma, stavo dicendo che una delle cose che difficilmente oggi noi potremmo accettare è quella che proviene dalla costruzione dei percorsi. Il direttore di campo Alberto Lombardi era rinomato per una caratteristica terribile, cioè quella di costruire le gabbie a distanze sbagliate. E la doppia gabbia, in particolare della prima manche individuale, presentava nell'uscita 9 metri di distanza tra una triplice e un oxer, di dimensioni consistenti evidentemente, quindi 9 metri di distanza è una distanza sbagliata, perché è troppo corta per 2 falcate di galoppo, ma è troppo lunga per una. Tant'è vero, pensate, che sui 60 percorsi di questa seconda manche ci saranno su questa doppia gabbia 61 errori, 18 rifiuti e 6 eliminazioni, con anche diversi incidenti. Sempre Nelson Pessoa a questo proposito dice: c'è stato un momento in cui l'Italia ha creato una distanza nelle combinazioni dalla quale solo i cavalieri italiani uscivano senza troppi danni, la famosa distanza dei 9 metri del generale Lombardi. La trovavamo solo a Roma, era una trappola terribile. Noi cavalieri eravamo furiosi quando venivamo costretti ad affrontare questa distanza volutamente sbagliata. Ma non solo, anche una gabbia, l'ostacolo numero 11, era una gabbia semplice con un ingresso di oxer a 1,40 m per 1,60 m, poi 8 metri ed un passaggio di sentiero 1,50 per 1,60. Anche qui 8 metri, una distanza impossibile perché è troppo lunga per un tempo solo e impossibile per farne 2. E anche qui ci furono diverse complicazioni, una delle quali tra l'altro vide protagonista Piero D'Inzeo.
Però a questo punto io credo che ci siamo forse dilungati, mi sono forse dilungato troppo, e non so neanche se questa seconda ripresa in diretta sta funzionando effettivamente, quindi io chiuderei qui intanto e non lo so, non so esattamente cosa sta succedendo. Comunque riprenderemo allora l'argomento nel prossimo appuntamento, lunedì prossimo, quando affronteremo un altro capitolo. A questo punto termineremo il discorso sulle Olimpiadi di Roma 1960, poi il campionato del mondo di Venezia 1960, argomenti importanti che vedranno ancora una volta i fratelli Dinzeo ai massimi onori della cronaca sportiva. Mi scuso per l'inconveniente, speriamo che non si ripresenti in futuro, probabilmente sono andato oltre i tempi previsti dalla diretta, non lo so, vi chiedo scusa per questo e vi ringrazio per essere stati con me fino a questo punto. Ci rivediamo lunedì prossimo, grazie, arrivederci.